Benvenuti su TTS Sardegna, al canale 19 della Digitale Terrestre. Questo è Onorevole Sardegna, un filo diretto con il Consiglio regionale. Stamattina una decisione maturata nell'ambito di una naturale predisposizione verso un partito che rispecchia in pieno la mia personale idea politica. Con queste parole Franco Mula, consigliere regionale di Alleanza Sardegna fino a ieri, comunica agli organi di stampa e a tutti la sua adesione al gruppo consiglieri Fratelli d'Italia, che ora diventa il più rappresentato dell'opposizione in Consiglio regionale con ben 9 consiglieri. Credo mi appartenga il diritto-dovere di volgere lo sguardo verso un orizzonte più ampio, riferendosi al fatto che si occuperà del suo territorio, il territorio di tutta la regione Sardegna, ma soprattutto del Nuorese, da un punto di vista sicuramente di ampie vedute nazionali. Rimane il gruppo di Alleanza Sardegna con il solo consigliere regionale, onorevole Stefano Schirru, che probabilmente avrà un passaggio obbligato al gruppo misto prima di riorganizzare le sue fila. Trasporti, sanità, territorio, istruzione e politiche giovanili sono argomenti per cui battersi vale l'impegno di una vita, dice Mula, che ricorda che prima d'ora la rappresentanza regionale dei Fratelli d'Italia nel Nuorese non esisteva. Quindi vediamo la conferenza stampa di Mula e vi do appuntamento alla prossima puntata di Onorevole Sardegna. Seguiteci sempre sulla Digitale Terrestre al canale 19 TTS Sardegna, la televisione di tutti i sardi. Come abbiamo già avuto modo di dire, la situazione politica della regione Sardegna è una situazione molto particolare che vede la giunta regionale protagonista di una fase insolita, di una fase che la vede coinvolta in una vicenda giudiziaria della quale non entriamo in merito, ma abbiamo il dovere di entrare nel merito di quello che è l'azione politica della giunta regionale, che ha dimostrato tutto il suo essere inadatto all'affrontare il momento che sta vivendo. Momento che ovviamente può chiamarci al voto da un momento all'altro, che può richiederci di arrivare a una fase elettorale da un momento all'altro, un momento che noi ovviamente non siamo in grado di prevedere, ma per il quale abbiamo il dovere di farci trovare pronti, pertanto rilanciando anche l'azione dell'opposizione in Consiglio regionale. E l'occasione con la quale vogliamo rilanciarla è quella appunto dell'allargamento di quello che è il gruppo regionale di Fratelli d'Italia, con l'ingresso dell'onorevole Franco Mula, con il quale abbiamo interlocuzione ormai da tempo, con il quale abbiamo avuto modo di collaborare, di condividere azioni e anche idee ormai già da diversi mesi, se non diversi anni. Buongiorno a tutti, anche da parte mia un saluto a tutti gli operatori, ai colleghi del gruppo, ai colleghi capogruppo, ai consiglieri rappresentanti degli altri partiti e ai coordinatori provinciali del partito presenti. Noi siamo felici che Franco abbia fatto questa scelta, perché è un consigliere regionale che tutti conosciamo, un consigliere regionale di esperienza, una persona capace, radicata nel territorio, e questo permette non solo di far crescere il partito, ovviamente su un territorio, come diceva prima il coordinatore regionale, particolarmente complicato per la destra nell'ultimo decennio, negli 15 anni, ma ci permette anche di crescere come gruppo in Consiglio regionale, di confermarci come gruppo più numeroso. Non penso che il fatto di essere il gruppo più numeroso sia, come dire, una cosa di cui doversi vantare, ma lo rimarco perché credo che sia sotto gli occhi di tutti che in questa legislatura noi stiamo cercando di lavorare con tutti gli altri gruppi consigliari, nel senso che riteniamo che il compito principale della minoranza dell'opposizione sia quello di fare un lavoro di squadra che ci proponga come alternativa al campo largo, che ha dimostrato
in questi primi 10 mesi di governo tutta la sua cialtroneria, tutto il suo pressapocchismo. L'abbiamo visto nelle vicende di cui parlava prima Francesco, ma lo vediamo per chi sta in consiglio negli atti tutti i giorni. Quindi un ringraziamento a tutti, anch'io mi scuso per l'orario perché comunque Francesca aveva degli impegni, naturalmente deve volare a Roma perché altri impegni lo aspettano. Che cosa dire? Naturalmente il mio ingresso in Fratelli d'Italia è un ingresso che è stato maturato, quindi non è una decisione fatta da un momento all'altro e sicuramente non è un ingresso come pensa o qualcuno, un ingresso fatto di poltrone, cioè la poltrona io ce l'ho, non è che avevo bisogno, credo di averlo sempre dimostrato, di aver avuto sempre il consenso non certo dato dall'appartenenza ad un partito, ma perché evidentemente nei nostri territori noi ci siamo sempre battuti, così come ha detto Francesco, un territorio, quello del Nuorese, che è molto molto marginale e non a caso uno dei motivi fondamentali per il quale noi con Francesco abbiamo fatto diversi incontri a Roma, e devo anche ringraziare l'apprezzamento che c'è stato da parte del partito proprio per, non come così ha detto Paolo, non per aumentare il numero in consiglio regionale. Io nella passata legislatura ero il capogruppo del partito Sardo d'Azione, che comunque era il partito, diciamo, trainante della coalizione con 11 consiglieri regionali. Io mi sono onorato di fare il capogruppo. Non è il numero che conta, ma sicuramente conta la qualità, soprattutto le idee e il progetto che si vuole portare avanti. Il progetto di Fratelli d'Italia è un progetto che riguarda l'intera Sardegna e soprattutto quei territori che oggi sono ai margini, come il Nuorese, l'Oristanese, il Sulcis, l'Ogliastra, che comunque meritano attenzione non a discapito di nessuno, però ci mancherebbe altro. Però quando noi sosteniamo, e lo vedremo anche su questa riforma sanitaria, il riequilibrio territoriale, perché quei territori che meno hanno oggi naturalmente aspirano ad avere una sorta, chiamiamola, di compensazione, di maggiore attenzione da parte delle istituzioni, che assolutamente oggi vediamo non c'è. Dunque si rafforza la presenza di Fratelli d'Italia anche in vista di un appuntamento elettorale che non escludete. Assolutamente non lo possiamo escludere, dato dai fatti, da quello che è accaduto dal 3 di gennaio in poi, non si può escludere nulla, ma soprattutto è da valutare quello che è l'analisi politica rispetto a quello che sta accadendo, ossia che la legislatura potrebbe essere finita dal punto di vista politico già dal 3 di gennaio, pertanto è opportuno che le opposizioni inizino a ragionare su quello che sarà il futuro. È stato sempre un ragionamento che era in pista già da tanto tempo, diciamo dalla passata legislatura. I contatti con Fratelli d'Italia erano sempre, diciamo, in continua evoluzione. Poi è naturale che con il passaggio del coordinatore regionale di Francesco Mura, con il quale oltre a un rapporto di amicizia, di affinità, e poi naturalmente lui è stato l'anello che insomma mi ha portato a Roma per andare a sentire i vertici del partito per cercare di capire qual era il loro intendimento, perché non è un semplice passaggio di poltrone, perché la poltrona ce l'ho già, non è questo il problema, però volevo capire che progetto avevano per questa terra e soprattutto per quei territori così emarginati come quello del Nuorese. Quindi unione di intenti e soprattutto grande condivisione. Citato più volte la sanità come terreno anche su cui combattere quella marginalità dei territori, tra cui il Nuorese, che lei andrà a rappresentare. Ma assolutamente sì, è una grande delusione, io l'ho detto alla Presidente della Regione in maniera anche molto dura nell'ultimo provvedimento che noi abbiamo approvato, perché con quella famosa delibera di giunta degli 8 milioni di euro messi a disposizione per l'abbattimento delle liste d'attesa, c'era anche la volontà, almeno quella espressa ma mai realizzata, quella di iniziare un ragionamento per equiparare un po' i territori, quindi dare qualcosa in più ai territori emarginati. Questo non è successo, nel mio territorio si sono visti soltanto tagli per quanto riguarda la specialistica convenzionata, e devo dire una grande delusione, quindi naturale che adesso, arrivando la riforma della sanità, che vorremmo anche capire perché oggi non c'è un'idea chiara di quello che si voglia fare, oltre che azzerare i vertici, ma poi vorremmo capire se il tutto verrà tramutato con un impegno importante, quindi intendo di risorse per quei territori che oggi sono ai margini.
è naturale che se non ci metteremo le risorse i nostri territori non saranno mai appetibili da quanti medici, quelli che mancano, medici di base, pediatri, tutto quello che ruota intorno al sistema sanitario nazionale sardo oggi vive momenti drammatici. Questo testimonia che il progetto di Giorgia Meloni è un progetto serio e importante anche per la Sardegna, che ci permette di far sì che nelle file del nostro partito possano entrare sempre nuovi rappresentanti sui territori. Oggi è stata la volta di Franco Mula, siamo contenti e felici sia per l'esperienza di Franco in Consiglio regionale sia per la capacità di aggregazione che ha sul territorio. Essere il primo gruppo è sicuramente importante, però voglio ricordare che in questi primi 12 mesi, diciamo, di attività l'obiettivo che ci siamo posti come Fratelli d'Italia è quello di lavorare insieme a tutta la minoranza, di fare un lavoro di squadra, di poter quindi rappresentare un'alternativa politica seria e credibile al Capolargo. Il lavoro di questa maggioranza lei l'ha definito, insomma, cialtroneria e pressapochismo. Non solo l'ho definito io, ma per certe cose l'ha definito anche Marco Travaglio, quindi utilizzo le sue parole. Io credo che non si sia mai vista un'amministrazione così superficiale, così sciatta anche nella realizzazione degli atti amministrativi. In un anno di legislatura nessuno dei problemi che erano sul tappeto è stato risolto, anzi gran parte si sono acuiti. Siamo insomma quasi a metà febbraio e in Consiglio regionale non si vede né la finanziaria né la riforma della sanità. Penso che non sia mai successo, siamo fermati a metà dicembre, penso che non sia mai successo che in un periodo così importante per il Consiglio regionale, perché tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno si fanno sempre le leggi finanziarie, ci sono sostanzialmente 2 mesi di fermo biologico, ormai stiamo arrivando al terzo. E l'altra cosa che secondo me è particolarmente grave è che non tanto la maggioranza ma la Presidente si sta ostinando con proporre questa riforma della sanità, che è una riforma che non serve a nulla, non risolverà sicuramente i problemi dei cittadini, ma soprattutto non può essere approvata in esercizio provvisorio, perché per poter approvare una legge che ha dei provvedimenti di spesa e questi bisogna prima approvare il bilancio, quindi non capisco veramente dove si voglia andare, se non che ci sia una totale inosservanza e conoscenza delle regole. Al di là delle questioni meramente regolamentari, io continuo a far parte di Alleanza Sardegna, abbiamo un'organizzazione su tutto il territorio e continueremo a essere fedeli a questa opposizione di governo, a lavorare per il bene e per gli interessi della Sardegna. Cercheremo di tenere vivo il gruppo in aula, fermo restando l'alleanza a questa coalizione di opposizione, e cercheremo di lavorare come abbiamo sempre fatto nell'interesse dei sardi.